Si è svegliato presto, alle 6:30 per curare il suo orto, poi si è diretto in comune per prendere subito confidenza con la macchina amministrativa. La svolta a Porcia dopo 20 anni di dominio leghista ha un nome e un cognome, Giuseppe Gaiarin. La popolazione di Porcia ha capito qual è il nostro programma, quali sono le nostre priorità, qual è la squadra sulla quale posso contare, formata da gente che in parte è esperta, professionalmente molto competente, anche dei parecchi giovani. Il neo sindaco ha ottenuto il 58% dei consensi, superando così al ballottaggio di 17 punti lo sfidante Marco Sartini. Il suo motto è vivere bene a Porcia e così nel suo programma verrà data particolare importanza all'ambiente. Abbiamo dei parchi, abbiamo monumenti, abbiamo un'attività imprenditoriale, commerciale che è di primo ordine, quindi noi vogliamo valorizzare tutte queste realtà. Primo obiettivo sarà l'approvazione del bilancio di previsione del comune, poi, dice, sulle scelte fondamentali verrà coinvolta la popolazione. Con i comuni confinanti verranno inoltre messe in atto sinergie. Noi non possiamo più essere un'isola all'interno di questo territorio, ma vogliamo essere inseriti in questo territorio, contribuire alla crescita del territorio e quindi sinergie per tutti i servizi che la popolazione ha bisogno e quindi integrare quelle che sono le nostre esigenze con le esigenze del territorio. Infine il caso Electrolux che ha scosso nell'ultimo anno Porcia. Il sindaco si dice fiducioso di un rilancio dello stabilimento. Noi possiamo creare quelle condizioni per cui il problema Electrolux sia visto in una maniera diversa, nel senso non più esclusivamente come un'attività di produzione di una manifattura importante come possono essere gli elettrodomestici, ma possiamo integrare quel sito che è fondamentale per tutta la nostra provincia e regione direi, con altre iniziative, con altre attività